Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Corbons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio. Aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Gentili signore e signori, la più cordiale buonasera, benvenuti a Linea Notte infofriulitv.net. Apriamo subito con il conteggio del Covid-19 in Friuli Venezia Giulia. In Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 512 nuovi contagi su 6.648 tamponi molecolari. Inoltre sono stati effettuati 2.400 test rapidi antigenici che hanno evidenziato 162 positività. I decessi sono 15, ai quali si aggiungono altri 7 avvenuti tra il 30 novembre al 21 dicembre e registrati successivamente. I ricoveri nelle terapie intensive calano a 56, i ricoveri in altri reparti 595. Le persone risultate positive al virus, al test molecolare in regione dall'inizio della pandemia, ammontano a 45.884, mentre si sono registrati 774 casi positivi ai test anti-igienici. I decessi complessivamente ammontano a 1.499, i totalmente guariti 31.433, i clinicamente guariti 677, le persone in isolamento scendono a 11.624. Presidente, obiettivo investimento nel 2021 sperando che ci siano dei margini legati alla pandemia. Sì, noi abbiamo voluto iniziare un grande piano di investimenti con centinaia di milioni di euro messi a disposizione per le grandi infrastrutture, ma anche quelle più piccole della nostra comunità. Non abbiamo inventato l'acqua calda. Le grandi crisi del mondo, anche in passato, sono state affrontate, soprattutto nel periodo iniziale, con una forte partecipazione pubblica a una ripartenza economica. E per questo noi abbiamo deciso di fare questa scelta, che oltretutto risponderà ad esigenze di cui se ne parla da decenni, ma a cui non hanno mai trovato risposta. Penso al Ponte sul Meduna, penso a Sant'Osvaldo a Udine, penso al Porto Vecchio di Trieste, penso al Palazzetto di Gorizia, penso alla riqualificazione monfalconese turistico-ambientale, penso a tutta la partita della viabilità dell'Aquileiese, penso a decine di milioni di euro garantite per gli edifici scolastici nella nostra regione. Il piano dei vaccini è pronto, ha detto il Friuli Venezia Giulia è pronto. Noi siamo pronti, abbiamo ovviamente individuato i 5 siti, ma abbiamo anche apportato ovviamente le necessarie strumentazioni, per esempio per l'agenda vaccinale,
Appena ci comunicherà il commissariamento nazionale quando arrivano i vaccini e quanti, perché noi adesso abbiamo la certezza del 27 dicembre soltanto per questa prima iniziativa poco più che simbolica, perché si parlano di pochi numeri, ma da fine dicembre, così mi dicono, dovrebbero arrivare proprio fornire direttamente la ditta fornitrice, in questo caso la Pfizer, dovrebbero arrivare i vaccini. Noi appena ce lo comunicano ovviamente partiamo. È chiaro che ci serve qualche giorno d'anticipo, perché se lo sappiamo all'ultimo non abbiamo il tempo di aprire l'agenda vaccinale, di far sì che, per esempio in questo caso, la popolazione coinvolta, penso a tutta la componente del personale sanitario, possa prenotare ovviamente il vaccino e quindi venirselo a fare. Presidente, come chiude questo 2020? Cioè, che bilancio traccia di questo anno difficilissimo? Appunto un anno estremamente difficile, non c'è dubbio, con cui credo Regione Friuli Venezia Giulia ha messo in campo tutte le possibilità che aveva per cercare di dare risposte ai cittadini. Penso dalla parte sanitaria, con tutte le certezze e le criticità che ci sono durante una pandemia, sia ben chiaro. Non è che è tutto stato perfetto, perché durante una pandemia, un'emergenza mondiale, da nessuna parte è stato tutto perfetto. Abbiamo cercato però di fare, penso al potenziamento delle terapie intensive, una delle poche regioni che è partita per tempo, pensa al potenziamento del personale, ne vorremmo ancora di più, non lo troviamo, ma ne vorremmo ancora di più, abbiamo potenziato moltissimo. Penso a tutto quello che abbiamo fatto, per esempio sulla parte tamponi, che siamo la prima regione per quanto riguarda i tamponi molecolari a livello nazionale. Ricordo che i tamponi molecolari sono il gold standard, perché anche questo bisogna ricordare. È chiaro che ci sono tante cose da fare, penso al tracciamento, che è saltato in tutta Italia, se ben chiaro, anzi noi rispetto alle relazioni dell'Istituto Superiore di Sanità siamo quelli che hanno tra le percentuali più alte a livello nazionale, ma sicuramente non sufficiente. Con questi numeri purtroppo il tracciamento, lo dice Brusaferro stesso, è tecnicamente impossibile farlo al 100%, dobbiamo abbassare i numeri del contagio. Penso a tutte le misure economiche che abbiamo messo in campo, con l'aiuto e i ristori che abbiamo dato alle attività produttive, anche in questo caso rispetto alla popolazione siamo sicuramente tra le prime o la prima regione in Italia. Possiamo chiudere con un augurio rivolto ai cittadini del Friuli Venezia Giulia? Sì, io penso che fare facili auguri di un sereno Natale sia scontato, però io penso invece che dobbiamo augurarci di avere la forza di rialzarsi in piedi. Questo virus ci ha messo in ginocchio, però il Friuli Venezia Giulia ha sempre saputo rialzarsi, ha sempre saputo guardare avanti, ha sempre saputo riprendersi da difficoltà e magari anche sfruttarle positivamente ed essere più competitivo rispetto ad altri territori. La nostra comunità l'ha dimostrato in passato, sono convinto che lo dimostrerà anche questa volta, quindi l'augurio che faccio a tutti i cittadini della Friuli Venezia Giulia è avere la forza di rialzarsi in piedi e continuare a camminare e magari a correre. I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Trieste, nell'ambito di controlli sulla regolarità delle richieste di esenzione in materia di ticket sanitario nella provincia, hanno scoperto 73 casi irregolari e circa 750 episodi di omesso pagamento del ticket sanitario, per un ammontare di oltre 35.000 euro di mancati introiti per le casse della sanità regionale. I finanzieri hanno dunque erogato altrettante sanzioni amministrative, rilevando il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. Le indagini, concluse nei giorni scorsi, sono cominciate poco più di 2 mesi fa e si sono concentrate per il momento sull'annualità 2017. I militari hanno controllato migliaia di posizioni sulla scorta di elenchi forniti dall'azienda sanitaria Giuliano-Isontina, accertando le irregolarità di tanti cittadini, italiani e stranieri, che hanno usufruito dell'esenzione del ticket sanitario attraverso autocertificazioni non veritiere relative al reddito del proprio nucleo familiare, tali da consentire accesso all'esenzione del pagamento del ticket per prestazioni farmaceutiche e medico-specialistiche. In alcuni casi è stato accertato che le situazioni reddituali erano addirittura floride. Presso la sede della Protezione Civile di Udine, Gianluca Perna, socio fondatore della Facile 626 SRL, Sicurezza sul Lavoro e ACP per alberghi, ristoranti e bar, ha donato ai volontari della Protezione Civile uno stock di 8.000 mascherine chirurgiche e 100 litri di gel igienizzante. Presente alla donazione anche il vice sindaco di Udine, Loris Michelini, e il consigliere comunale Andrea Cunta.
Facile 626 è la prima e unica società in Italia che si occupa di sicurezza sul lavoro, igiene alimentare esclusivamente per alberghi, ristoranti e bar e vanta oltre 1.500 clienti. Desidero ringraziare, ha commentato il vice sindaco Michelini, la Facile SRL per questa dimostrazione di solidarietà in un momento impegnativo soprattutto per gli operatori sanitari e per tutto il personale volontario della protezione civile, sempre in prima linea a sostegno dei più deboli. Quest'anno, ha sottolineato invece Perna, è stato davvero impegnativo per la nostra azienda, che è legata alla filiera che ha pagato e sta pagando il prezzo più alto, quella dei ristoratori. Però ce l'abbiamo messa tutta e grazie anche alla fiducia che i nostri clienti ci hanno sempre accordato ce l'abbiamo fatta. Anche per questo motivo abbiamo deciso di restituire parte del nostro successo a chi è più in difficoltà con questo gesto concreto. Apriamo la pagina sportiva, purtroppo negativa per quanto riguarda la Serie A con la sconfitta interna dell'Udinese per 2-0 contro il Benevento. Ma andiamo a vedere dunque i risultati della 14ª giornata. Crotone-Parma 2-1 a Torino, Fiorentina-Juventus 3-0, entrambe giocate ieri. A Verona Inter batte Hellas 2-1, Bologna-Atalanta 2-2, Milan-Lazio 3-2, a Genova Sassuolo batte Sampdoria 3-2, Napoli-Torino 1-1, a Udine Benevento-Udinese 2-0, Roma-Cagliari 3-2, a La Spezia Genoa batte Spezia 2-1. La classifica della Serie A: Milan in testa con 34 punti, Inter 33, Roma 27, Sassuolo 26, Napoli 25, Juventus 24, Atalanta 22, Lazio 21, Verona 20, Benevento 18, Sampdoria 17, Udinese e Bologna 15, Fiorentina Cagliari 14, Parma 12, Spezia 11, Genoa 10, Crotone 9, Torino 8. Il campionato va momentaneamente in pausa per il Natale e si riprenderà a giocare il prossimo 3 gennaio. Per quanto riguarda l'Udinese, che è quello che ci interessa di più, sarà impegnata domenica 3 gennaio alle 20:45 a Torino contro la Juventus. Notizie positive invece per quanto riguarda la Serie C. Andiamo a leggere i risultati nel dettaglio. Arezzo-Legnano 1-1, Carpi-Feralpi-Salò rinviata, a Imola Cesena-Imolese 2-1, San Benedettese Virtus Verona 1-0, a Bolzano Triestina batte Südtirol 2-1, Mantova sconfitta in casa dal Gubbio per 2-1, Fermana Vispesaro 2-0, a Padova Modena-Padova 1-0, Perugia Ravenna 3-1, a Fano Matelica batte Fano 2-1. Andiamo a vedere la classifica per quanto riguarda il girone B di Serie C. Padova, Modena, Südtirol in testa con 33 punti, Cesena 31, Perugia 30, Triestina 28, San Benedettese 27, Feralpi Salò 26, Mantova e Matelica 25, Virtus Verona 22, Carpi 21, Gubbio 19, Fermana 18 insieme al Legnano Salus e la Vispesaro, Ravenna 13, Imolese 12, Alma Juventus Fano 11, chiude l'Arezzo a quota 9. Si è giocato anche in Serie D, andiamo a vedere i risultati del girone C. Ambrosiana Caldiero 2-2, Arzignano Campodarsego rinviata, Belluno Luparense 2-2, Chions Cartignano 0-0, Chialins Muzzane Virtus Bolzano 1-1, Porto Tolle contro Adriese 2-2, a Este Manzanese batte Este 4-2, Trento Montebelluna rinviata, Chioggia Sedico 2-1, Union Feltre Mestre 3-1. La classifica: il Trento al comando con 20 punti insieme al Chioggia, a 19 troviamo Porto Tolle e Belluno, a 17 Ciarlins Muzzane, Mestre, Manzanese e Luparense, a quota 16 Este e Caldiero insieme al Montebelluna, 15 punti per Virtus Bolzano, Adriese 13, Arzignano 12 insieme al Cartignano, Feltre a 9, Ambrosiana 7, Campodarsego e Sedico 5, chiude la classifica il Chions a quota 4.
Previsioni del tempo per giovedì 24 dicembre, cielo coperto con piogge deboli e intermittenti ad ovest, da moderate ad abbondanti e più frequenti sulle zone orientali. Quota neve inizialmente a 1700 metri circa sulle prealpi, 1200 sulle Alpi, poi in netto calo. Non è del tutto escluso che localmente nei fondovalle, per quanto riguarda le previsioni di domani, possa formarsi temporaneamente ghiaccio al suolo, pur con prevalenza di pioggia, possibili rovesci temporaleschi su pianura e costa orientale. Sulla costa comunque soffierà libeccio moderato. E con questo è tutto, vi ringraziamo come sempre per la visione e l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima edizione del nostro Info friulitv.net. Grazie ancora per l'ascolto, buonanotte. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei.